Welcome to the weekly recap of English language news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Regional leaders inspect wildfires and storm-hit areas. Regional officials say the wildfire in Carnia has been successfully contained after an unprecedented aerial firefighting effort that dropped nearly 3 million liters of water on Monte Amariana. Authorities are now assessing storm damage across Friuli Venezia Giulia, where strong winds damaged sports facilities, vineyards, and beachfront structures. Il bilancio credo che possa considerarsi positivo, sono le parole degli amministratori locali, spesso gratitudine nei confronti di tutto il sistema che si è mosso in maniera coordinata, attivando tutti gli strumenti, arrivando ad avere in determinati momenti addirittura 8 velivoli sopra la Mariana, cosa che noi diamo per scontata dopo, ma così scontata non è. Il principio dell'incendio è chiaro, gli eventi naturali, i fulmini, e la conseguenza di doverlo governare contenendolo con gli strumenti che si possono utilizzare rispetto ad aree impervie, rocce, tutte le cose che abbiamo visto questa mattina. Trieste goes digital. EU ID rules sparks record rush. Trieste has doubled the number of electronic ID cards issued after the new EU regulation ended the use of paper IDs for travel. The surge highlights the city's international character, with thousands of foreign residents and Italians living abroad relying on the new digital document. Siamo riusciti a potenziare il servizio che eroga le carte d'identità, ma soprattutto quello che mi preme evidenziare è il lavoro che è stato fatto rispetto a 1050 cittadini allettati che non avevano la possibilità di venire agli sportelli a rinnovare i documenti, che però si trovavano nelle condizioni di non poter operare sui propri conti correnti sia bancari che postali, proprio perché la banca e la posta non ritenevano più valide le carte d'identità cartacee, e siamo riusciti a garantire anche a persone che non potevano raggiungerci questo servizio. From rail yard to sports hub, Trieste unveils the Cittadella dello Sport. Trieste has opened its new Barcola Sport Citadel, a €5.7 million, 10,000 square meter sports hub featuring basketball, volleyball, tennis and skate facilities, along with accessible green spaces. Un investimento importante, oltre 4 milioni di fondi PNRR, 1,2 milioni di fondi regionali per la città di Trieste. Trieste ha un'ulteriore area che era abbandonata, restituita ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani ma anche ai meno giovani, che possono continuare a praticare lo sport in riva al mare in questa città meravigliosa. È quello che questa amministrazione con amore e passione ha costruito, ed è solo un ulteriore tassello della trasformazione, della rigenerazione urbana mai vista del Porto Vecchio, Porto Vivo. Trieste lights up the night sky. 1,000 drones lit up Trieste's night sky, flying over the sea by Piazza Unità, creating dazzling images inspired by the city in a spectacular music-synchronized show. Udinese kicks off a new season with eyes on Series A. Udinese has unveiled its new squad ahead of Saturday's Serie A opener against Como. Regional officials reaffirmed their support for the club as both a sporting institution and ambassador for Friuli Venezia Giulia. The evening also paid tribute to communities affected by the wildfires in Carnia. La regione Friuli Venezia Giulia è da sempre vicina all'Udinese, anzi direi ancora di più, è al fianco dell'Udinese, lo è come sponsor principale ma anche come partner nell'ospitare competizioni internazionali o anche nell'organizzarle assieme, come è avvenuto pochi giorni fa con la FVG Cup, e lo è perché l'Udinese è uno straordinario strumento per promuovere il nostro territorio, ma anche perché garantisce agli sportivi friulani da oltre 30 anni ininterrottamente di godere del grande calcio, quello della Serie A, e anche e soprattutto perché l'Udinese perfettamente interpreta quello che è l'autentico spirito del Friuli. Many travelers chose Friuli Venezia Giulia this weekend.
As we come into the third week of August, tourists explore and discover Trieste and Friuli Venezia Giulia. You know, it's coming from Vienna, we always say it's a little bit like Vienna at the sea. Yeah. So I think we experienced that as well. Like your really nice architecture, a lot of palazzos, so really beautiful architecture. Yeah, we wanted to try antipasti and of course drink the local wine. And yeah, we wanted to go to the castle afterwards, where Sisi also enjoyed to stay there. We went to Slovenia for a couple of weeks, and on our way back to France, we stopped in Trieste. We enjoy walking in the city. Very nice. Well, it's the first time, and we're from the Czech Republic. What I like about it is the profile of the city. If you know, like height profile, you see the sea, and then you see the houses up on the hills. And I like this view very much, and this is what I like about the city. I don't like the churches, but it's quite crowded here, so yeah, but it's beautiful. First time, and we're from Edinburgh, Scotland. It's beautiful. I was quite blown away going around the port and different parts. This morning I've just gone around essentially craning my neck every direction. So we're doing kind of a bigger trip. So we've actually gone from Edinburgh and we're going all the way to Istanbul without taking a flight. So we're doing a combination of trains, buses, driving, that kind of thing. I think we wanted to experience, the coastline because it's so like the cliffs, kind of. Yeah. We really like it. It's really pretty, and yeah, I like the combination of being so close to the sea, but also having the availability to shop and do everything. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.